A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, prima corsa del convegno odierno 20 ottobre 2024, prima corsa con il ritiro di Java dei Greppi, restano soltanto in 4, 1 Golden Guia, 2 Glowing Top, 3 Girl Fashion, 4 Grace Kelly Matley. Pronostico orientato su Glowing Top numero 2, sono tutte femmine. Partiti in questo momento con Glowing Top che emerge subito al comando, prende subito una ventina di metri di margine allo stacco nei confronti di Golden Guia, mentre rimane al palo praticamente Grace Kelly Matley e c'è anche l'errore di Girl Fashion, quindi praticamente isolato al comando Glowing Top nei confronti di Golden Guia, le altre sono praticamente disperse per la pista. Se ne vanno così i primi 400 metri di gara, coperti nell'ordine del 31 da parte di Glowing Top, una quarantina di metri di margine su Golden Guia, poi in terza posizione c'è Girl Fashion davanti a Grace Kelly Matley, le ultime due a una ottantina e centinaio di metri rispettivamente. Tanto continua a guidare comodamente la favorita Glowing Top che si appresta a percorrere i primi 800, 1, 4 e 2, seconda posizione per Golden Guia, poi Girl Fashion avvicinata da Grace Kelly Matley. Ora anche il vantaggio di Glowing Top si è assottigliato quando siamo al chilometro, con Golden Guia che si porta un paio di lunghezze ora, dopo un chilometro in 1,26, Golden Guia è ora praticamente in scia a Glowing Top, due corse diverse, quella per la vittoria che vede Glowing Top e Golden Guia avanti 100 metri alle avversarie che si giocano il terzo posto. Sposta a questo punto Golden Guia, va su Glowing Top al completamento della piegata, vediamo se Glowing riesce a ripartire, ma Golden Guia è cattiva al suo esterno, Glowing però deve essere richiesta, vediamo le fasi finali e sul traguardo ancora un minimo di vantaggio probabilmente per Glowing Top su Golden Guia, ma se l'è dovuta sudare nonostante il ritmo blando per tutto il percorso, 31,6 ancora a chiudere, 1,19,6 il ragguaglio finale, qualche problema sicuramente di carattere per Glowing Top che poi sostenuta nel finale ritrova la verve per ribattere a Golden Guia che comunque finisce molto molto vicino, andiamo a vedere l'arrivo al rallenti e si conserva qualcosa di vantaggio, però si avvicina davvero tanto Golden Guia nelle battute conclusive. Il successo quindi per la favorita Glowing Top Tommaso Gambino in sediolo per conto di Vincenzo Castiglia e della scuderia Tammaro di Fusco.